Ne dà altre 4 per favore? Come no? Altri 4. Non bastano le mimose Allora, donate Felicetta. alle donne per la festa dell'8 marzo per farle sentire importanti e Mazzina. soprattutto alla pari con gli uomini E nei per diversi Rosinella. ambiti del vivere quotidiano. Non sono bastate le battaglie per la conquista dei diritti civili, sociali e lavorativi combattute dalle donne di tutto il mondo, da San Pietroburgo alla Francia, da New York alle manifestazioni di piazza contro i sempre più numerosi ed efferati episodi di violenza, di emarginazione e di femminicidio di cui sono vittime le donne. Almeno mi sai dire qual è il significato della festa della donna? Io penso e credo che la donna deve essere uguale all'uomo, perché non è giusto che non è uguale. L'8 marzo la donna può essere uguale all'uomo. Ah, solo l'8 marzo. Dichiarazioni di solidarietà, attestazioni di stima, l'introduzione di quote rosa non sono azioni sufficienti per valorizzare appieno l'apporto della donna. La verità è che ancora resiste una robusta barriera culturale che relega le donne, pur brave, preparate e tenaci, a ruoli comprimari rispetto ai colleghi maschi, sia per ciò che riguarda opportunità di carriera e di raggiungimento di posizioni apicali e dirigenziali, sia per quanto riguarda la retribuzione economica, in Italia e nel Veneto. La donna oggi è scolarizzata più dell'uomo. Ci sono più donne laureate che uomini. Perciò non c'è nessun settore che la donna non possa essere all'altezza di affrontarlo. Però purtroppo c'è sempre il solito problema culturale di società che vede ancora la donna occuparsi di figli, della famiglia, degli anziani, e questa cultura della donna adibita alla famiglia penalizza le imprese. Nel Vicentino ci sono circa un 19% di imprese al femminile, un po' meno della media nazionale. Noi cerchiamo di aiutarle con corsi di formazione, di informazione. Dal Veneto emergono alcuni segnali incoraggianti e di ottima prospettiva. Il primo viene da una banca di territorio, una banca di credito cooperativo che proprio sulle donne ha deciso di investire con prodotti e servizi dedicati all'impresa in rosa, anche start-up, soprattutto stabilendo una disponibilità all'ascolto e alla formazione in rete con le istituzioni locali. Oggi affrontiamo alcuni temi importanti per gli imprenditori e mi fa molto piacere che sia un tema in cui è presente genere, perché le donne sono per quei pilastri necessari per un rapporto banca-impresa anche più brave. Quindi è importante parlare della sostenibilità di un progetto, è importante parlare della bancabilità di un progetto, e questo intanto è sicuramente un primo passo per poi dare tutte le condizioni perché possano veramente esprimere la loro creatività ed arrivare ad occupare nel mondo imprenditoriale quei posti che finora sono stati vacanti. Il secondo segnale è stato promosso dalla Regione del Veneto, che in occasione della Giornata Internazionale della Donna ha presentato un nuovo bando per l'erogazione di contributi alle imprese femminili. Una dotazione di quasi 3,2 milioni di euro da assegnare come finanziamenti a fondo perduto a nuove imprese o a imprese già avviate. A volte l'idea imprenditoriale non è sufficiente per fare successo, c'è bisogno di una partnership e quindi la banca diventa ora più che mai un partner importante per poter raggiungere l'obiettivo e quindi l'utile e quindi la soddisfazione personale. La difficoltà maggiore è l'approccio al credito e all'investimento. È quindi necessario che ci sia trasparenza e chiarezza di informazioni, in modo tale che la banca possa capire le reali necessità dell'impresa. Cosa ti interessa della giornata di oggi? Avere più informazioni possibili per avere una base per poter iniziare una nuova attività. Stiamo pensando di aprire un'azienda di piante aromatiche, specialmente coltivazione di lavanda. Quale sarà l'attività della sua nuova impresa? Allora, è ancora un po' in alto mare, comunque sul turismo. Quindi per aprire le nostre attività dobbiamo essere a conoscenza un po' di tutto. E io sono qui apposta per questo. Abbiamo incontrato anche
nei nostri corsi di start-up delle donne non più giovani, ma che magari rimangono a casa dopo il primo figlio e che perdono un lavoro e si rimettono in gioco, magari aprono una partita IVA. Ecco, queste sono le situazioni per cui magari la donna, ma anche il giovane, ha bisogno di una spinta in più e credere di più nell'accesso al credito, poter anche essere finanziata, essere convinti e coscienti di quello che si va ad investire. Sono iscritta a un progetto donne dei coltivatori diretti, Donne Impresa, e appunto mi occupo di coltivare ortaggi. Dopo la pensione, diciamo, ho iniziato un'attività nuova. Ecco. Io non sono ancora un'impresa, io lavoro in campo amministrativo, però c'è quest'idea di poter sviluppare qualcosa di nuovo, di personale. Di cosa hanno bisogno oggi le donne che hanno voglia di aprire una nuova attività? Beh, diciamo di essere anche tutelate, anche a livello monetario, economico, finanziario, avere più nozioni possibili e quindi meglio di questa giornata, diciamo, non potevamo chiedere.